Quarta corsa, una prova di categoria E per soggetti anziani, all'1 Alice Trio, 2 Sheridan Treb, 3 Trifone Gall, 4 Zar Ciba, 5 Zeo di Mask, 6 Urian Horse, 7 Velina Jet, 8 Actaro P, 9 Zoe Griff Italia, 10 Noodles BF. Favori per Zoe Griff Italia e Massimo Barbini, l'avversario è ovviamente Zar Ciba con Davide Nuti. Protagonista sicuramente di questa fase iniziale, con Zar Ciba che proprio va al comando nei confronti di Trifone Gall, il quale scende secondo la corda nei confronti di Sheridan Treb. All'esterno Zeu di Mask, subito all'esterno c'è Zoe Griff Italia, che è al momento virtualmente in seconda pariglia, precedendo Actaro P, mentre rimane in terza ruota e retrocede Noodles BF. 200 in 14,4 per la leader Zar Ciba, che prova ora a riprendere in mano, punta allora in avanti Noodles BF sulla frazione un po' più lenta di Zar Ciba, che però non è cavalla soggetta a farsi riprendere in mano troppo bruscamente. Noodles BF rimane allora in terza ruota. Si muove subito Zoe Griff Italia, che va in aggiramento su Zeo di Mask, i primi 600 in 44,4, e Zar Ciba continua in vantaggio con 3 lunghezze nei confronti di Trifone Gall. Avanza a largo decisa Zoe Griff Italia, che vuol prendersi la seconda posizione alla corda e sembra riuscirci dopo 800 in 59,2. Ora Zar Ciba all'avversaria in schiena, mentre si muove dalle retrovie Urian Horse, che prova a progredire rispetto al resto del gruppo. Si porta a lato di Sheridan Treb in quinta posizione, poi lungo i birilli c'è Alice Trio, galoppa Urian Horse. Intanto Zar Ciba continua in vantaggio, il chilometro in 1,14,5. Nelle sue tracce c'è sempre Zoe Griff Italia, mentre sposta Sheridan Treb dalla quarta posizione, trascinandosi Alice Trio e Velina Jet. I tre quarti di miglio passati in 1,29,6, quindi c'è una dritta opposta alle tribune. Torna a largo Zoe Griff Italia per andare all'attacco di Zar Ciba, la quale prova a difendersi, si sbraccia Davide Nuti, viene forte ora Alice Trio in terza ruota, l'ultima curva passata in 15,2. In vantaggio Zar Ciba nei confronti di Alice, che arriva con passo diverso in mezzo alla pista. Di dentro ci va Trifone Gall, Alice Trio in vantaggio nei confronti di Trifone Gall. Alice Trio che controlla e vince facile nei confronti di Trifone Gall. Per il terzo Velina Jet. 1,59,8 il totale, 1,14,5 il ragguaglio cronometrico. Il successo di Alice Trio, Marco Stefani per la società di allenamento di Michele Favaroni, colori della scuderia Trio. Il successo della 5 anni da Pitagora B, che sfrutta il fatto che davanti siano piantati letteralmente in retta arrivo, passa sul burro e vince senza neanche muovere le mani. Comodo successo per Marco Stefani ed Alice Trio nei confronti di Trifone Gall, che in open stretch fa suo un buon secondo posto. Al terzo Velina Jet 1,37, l'ordine arrivo molto probabile della quarta dall'Arcoveggio.